È uno di fatto ancora uscito nessuno, però potrebbe essere una formula da seguire. Cioè, non con questo io non dico però che a priori il Partito Democratico abbia già deciso chi è il candidato governatore. Naturalmente in una terra difficilissima, su questo non ci sono dubbi, basta guardare i sondaggi, ma non siamo per nulla remissivi. Io per primo, cioè stiamo incontrando tutte le forze di centrosinistra, questo è uscito dall'ultima direzione, e continuiamo questo percorso. Poi alla fine tutti quanti avranno un'indicazione univoca, ne prenderemo atto. Ci sarà invece da dirimere la questione, abbiamo nel nostro DNA anche strumenti democratici per scegliere qual è la formula migliore. Mi pare che dobbiamo anche guardarci un po' intorno, sinceramente. O ci sono candidati forti che possono oggi competere con Brugnaro, oppure nel centrodestra, diciamo, come alternativa. Oppure con Brugnaro si fa semplicemente un patto, lo deciderà Salvini, chiaro, lo deciderà Zaia. Lei ha detto una cosa forte, vicepresidente, una cosa non scontata. Però è anche altrettanto vero che come Lega o abbiamo veramente un candidato forte, teniamo conto che andiamo a votare in Election Day con le regionali. È anche un elemento.